Buongiorno a Walter Filipputi, caro amico, è un decano del giornalismo enogastronomico e non solo, insomma, dentro il mondo del vino e dell'enogastronomia. Quanti anni sono che ci lavori, Walter? Tanti, 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 tanti. tanti. E comunque, dai. E quanti anni fa hai fondato la Via dei Sapori? No, non l'ho fondata io. L'idea è nata da Aldo di Gradiscuto e da Tom Morassutti, poi mi hanno chiamato subito, quindi 20 anni sono entrato subito, insomma. 20 anni. E oggi sei ancora tu al timone di questa Sì, bella associazione, un bel consorzio che insomma ha fatto anche la storia degli eventi enogastronomici in Friuli Venezia Giulia. Insomma, siete partiti voi per primi 20 anni fa e continuate a rappresentare il territorio. Quanti associati ci sono all'interno della Via dei Sapori? Ma adesso, dunque, i titolari del consorzio sono i ristoranti, i 20 ristoranti, però il consorzio poi si è aperto sul progetto che avevamo, proprio quello di lavorare insieme tutti coloro, gli attori che contribuiscono a quello che è turismo enogastronomico, quindi produttori del vino, artigiani del gusto, ristoranti. Siamo oltre 60 adesso. Oltre 60. 60 di eccellenza, tutti i bei nomi sono tutti dentro, perché, e questo diremo è il nostro orgoglio, il messaggio è passato e si dimostra che anche in questa regione, volendo, si possono sfruttare e portare avanti progetti assieme, perché chiaramente un chip a testa può venire fuori, certo, un importo, ma soprattutto vengono fuori idee, vengono fuori confronti, in questo momento poi avere un consorzio a disposizione è molto importante, se non altro per scaricare le tensioni, per capire come ci si deve muovere, eccetera, eccetera. No. E quindi siamo arrivati anche al motivo del piacere di fare quattro chiacchiere con te questa mattina, e anche alla prima domanda: come state vivendo fra tutti voi associati questa situazione di lockdown e come state immaginando il vostro futuro dal 4 maggio o dal 1° giugno che sia in avanti? La risposta per come stiamo vivendo è una sola: male, malissimo, come tutti. La preoccupazione è ovviamente altissima, ma ieri abbiamo fatto una lunga conversazione, c'era anche con noi il presidente di Confcommercio da Pozzo e i suoi tecnici. Aspettiamo di leggere esattamente quello che dovremo fare, perché non vogliamo rincorrere le tante chiacchiere che ci sono. Siamo preparati ad adeguarci a quello che ci diranno. Certamente c'è preoccupazione per il fatto che pare sia scontato che dove si potevano mettere a sedere 50 persone, forse nemmeno la metà, e questo è un problema che hanno tutti i negozi, che hanno i ristoranti, che hanno i bar. Immaginiamo poi nei centri storici delle città italiane, dove i tavolini, ma anche Parigi, tutte le grandi centri hanno i tavolini a 10 centimetri uno dall'altro. Quello sarà un tema e un problema che spero si possa risolvere insieme alla regione, altrimenti molti chiuderanno, ovviamente. Questo è il problema di base. La paura è questa in generale. Certo. Senti, ma da questi colloqui con tutti gli associati di Via dei Sapori nascono idee, c'è comunque voglia di immaginarlo questo futuro, e c'è qualcuno che effettivamente dice: vabbè, ma allora se non possiamo mettere i tavolini facciamo così, facciamo colà, facciamo i turni. C'è fermento oppure c'è più in questo momento? No, non c'è rassegnazione, Nicolò, non c'è rassegnazione, tutt'altro. Certo, si buttano lì idee magari un po' alla rinfusa, adesso tutto quello che viene fuori lo buttiamo sul tavolo e dopo andrà distillato e selezionato in base, però c'è la grande voglia ovviamente di continuare, ci sono idee, vedere di fare insieme, non insieme. Comunque dobbiamo capire che cosa ci diranno, perché non si sanno 1000 particolari, però che possono incidere sui costi, come questo discorso di sanificazione e tante altre cose che non sto a ripetere. Certamente siamo consci, e questa è l'altra grande domanda: che consumatore ci troveremo? Perché anche noi, come noi ci stiamo comportando, ci comporteremo da consumatori.
Allora lì è un terno al lotto, perché nessuno sa ancora se la gente tornerà in ristorante e avrà la voglia di prima di tornare in ristorante. Molti dei nostri stanno facendo il delivery. Bravo. Qualcuno più o meno comunque con buona soddisfazione, ma in questo momento fare il delivery è star lì a lavorare, perché lavorano da soli, chi ha i cuochi in casa praticamente, e per non diventare pazzi, no? E quindi c'è una maniera per scaricare la tensione e almeno teniamo il collegamento al cliente. Quello che abbiamo notato, ed è una cosa molto piacevole, diciamo, che quando abbiamo offerto il delivery ai clienti, sono stati i clienti che ci hanno ringraziati. In genere siamo noi che ringraziamo quando entrano nei nostri ristoranti. È successo esattamente il contrario per questo servizio di qualità che stiamo dando, per cui teniamo aperti i collegamenti con reciproca soddisfazione. Dopodiché staremo a vedere, certo, perché questo mestiere, questa scelta, è chiaro che funziona benissimo nelle grandi città. Noi abbiamo parlato con cui ci confrontiamo spesso, che è il manager generale di Alain Ducasse a Parigi, quello che apre e segue tutti i grandi locali del latte, dice sì, è un disastro, è tutto chiuso qui, però il delivery funziona moltissimo, ma hanno bacini di utenza anche importanti, no? Qui, però, insomma, diciamo che si spostano su tutta la regione, ci si scambiano i consigli, si discute. Probabilmente è anche un modo per cercare di capire quale alternativa alla cucina tradizionale che avevano prima, perché il delivery impone anche un altro modo di cucinare, un altro menù. Insomma, sì, però lo stile non l'hanno cambiato, guai a cambiare lo stile e l'imprinting che ogni ristorante ha. Non si può, certo. Bisogna semplificare, eccetera, però insomma vedo che io ho visto, mi hanno anche mandato qualcosa in assaggio, devo dire che lo stile, la mano del cuoco del ristorante è riconoscibilissima, e niente, fanno un grande sacrificio, però insomma ci stiamo preparando anche con delle piccole azioni simpatiche, le stiamo studiando da fare attraverso i mezzi, perché abbiamo solo questi a disposizione, che sono il tuo e il mio in questo momento. Ci adattiamo, certamente quello che stiamo sperimentando adesso non lo butteremo via tutto sicuramente, no? Questa abitudine al colloquio, io spero che non resti solo quello di guardarci attraverso un vetro, no? Che è bello guardarci davanti a un bicchiere di vino. Credo che torneremo a questo, però i cambiamenti che ha velocemente e violentemente imposto questa disgrazia, credo che resteranno nel consumatore. Ecco, entriamo sempre in questa, come si comporterà. Io credo e crediamo noi che quella che noi diciamo qualità, e che vuol dire tutto e niente, non passerà. Crediamo che ci sia veramente, avendo questo bacino e questo rapporto anche con gli artigiani del gusto, col vino, dovremo aprire un colloquio adesso per definire un'altra volta quale sia questa qualità. Si chiama territorio, ma tu sai benissimo, e questo è un campo su cui noi abbiamo lavorato molto, si parla tanto di territorio, ma si fa molto poco per il territorio. Si riempie la bocca, però cos'è il territorio? Il territorio è fatto di persone che devono essere messe insieme per seguire dei progetti e dei programmi. E i progetti adesso vanno reinventati. Abbiamo una quantità elevatissima di produttori, però che si sono fermati al piccolo cabotaggio del paese o del mercato rionale, che funzionano bene, vanno bene tutti, però dovremmo riuscire a portarli fuori questi, a dargli una maggior visibilità per farli crescere. E questo è il vero turismo enogastronomico, a nostro parere. È quello dove noi siamo, dove siamo imbattibili. Assolutamente. È lì la chiave. È l'unica cosa che non ci possono copiare. Le colline del Collio non le possono né portare via né copiare in Cina o da qualunque altra parte. Però bisogna attivarsi, no? Perché questa testardaggine di questi friulani, che saranno anche benedetti, sono friulano doc,
però basta questo Fasin-Bessoi, basta che non si può lavorare insieme, siamo stufi di sentire queste parole. Cerchiamo di muoverci e di darci questo, dovrebbe aiutarci, stimolarci a portare fuori dai confini i nostri. Parliamo di un problema, lo sto studiando col libro adesso che riguarderà anche il futuro dell'agricoltura, il secondo, dopo il vino, è il formaggio. No? Questo benedetto Montasio è considerato il più grande formaggio da tavola d'Italia, lo vendiamo solo in Friuli Venezia Giulia o quasi. Vero. Tutti i prodotti della montagna, i formaggi della montagna, queste sono ricchezze che in altre regioni, in altri paesi le hanno valorizzate e quindi bisogna lavorare in sinergia tutti assieme. Allora sì, si chiama turismo enogastronomico e turismo di territorio, altrimenti non è più di territorio, perché vuol dire mandare la gente in mare, ci vanno, ma non come dovrebbero andare perché non si aprono, perché così, perché tantissimi perché, ma lì così, ma lì là, ho capito io, però ecco. E quindi se era già difficile prima, adesso insomma bisogna veramente impegnarsi. Adesso bisogna che tutti ci guardiamo allo specchio e dobbiamo impegnarci, e direi che il dovere di chi ha la fortuna, magari come il nostro gruppo, ma tutti i gruppi che cominciano, che vedono prima degli altri il dovere di diffondere questa idea, non perché uno è più bravo, perché ha avuto la fortuna di stare insieme a un gruppo come il nostro. Quando siamo partiti c'era una stella Michelin sola, erano tutte dei buoni ristoranti e delle buone trattorie, e in questi anni, se tu domandi al nostro gruppo qual è stato il più grande successo, è la crescita che abbiamo avuto internamente noi. Certo. È il colloquio che viene fatto con tutti gli altri. Questo è il meccanismo che deve funzionare. A maggior ragione, torno a dire, bisogna spingere per completare questo quadro. Senti, fino ad ora abbiamo parlato di ristorazione, ma tu sei, oltre che un grande conoscitore, anche tutore, diciamo così, di una parte dei tuoi associati che sono vignaioli. Il mondo del vino, altrettanto, che è legato a doppia mandata col canale Oreca e quindi con la ristorazione, altrettanto che tipo di problematiche sta vivendo e se c'è qualche cosa che possa essere agganciato al discorso che mi hai appena fatto, alle previsioni che in qualche modo mi hai trasmesso. Il mondo del vino sta vivendo lo stesso dramma della ristorazione, soprattutto quello che ha scelto solo l'Oreca. Chi è nato nella grande distribuzione non è andata male, o chi va solo, non c'è nessuno dei nostri che va solo nella grande distribuzione. Certamente anche dalla grande distribuzione c'è un'attenzione, perché stanno approfittando ovviamente tra virgolette di questa situazione, stanno aprendo dei corner magari col sommelier, stanno dando importanza al vino di qualità, ma è una riflessione in corso, diciamo. Aspettano di vedere che passi. Io a loro ho detto questo: approfittiamo di questa, perché si dice in Furlan non è mai un mal che può venire un ben. E è certo che sarebbe meglio che questo male non ci fosse stato, per l'amor di Dio, però potremmo approfittare siccome i vini sono fermi, molti imbottigliamenti non si faranno, aspetteremo perché c'è la vendemmia, bisogna saper dove mettere il vino, problematiche enormi, però potrebbe uscire un messaggio molto forte, che finalmente manderemo sul mercato vini non solo appena imbottigliati, ma maturi, che esprimono il massimo della nostra potenzialità. È lì che viene fuori la differenza. No? È come mangiare un prosciutto di 6 mesi o di 9 mesi, che è pessimo, e lo stesso prosciutto dopo 2 anni diventa eccezionale. Il tempo che costa. Per cui da questo dramma potremmo uscire con una proposta di vini all'altezza delle potenzialità che abbiamo. Per il resto purtroppo c'è il problema che sono tutti i mercati fermi. Non è che tu non vendi in America ma vendi in Inghilterra o vendi in Germania. Sono tutti fermi i mercati. Aspettano che ripartano, vediamo cosa succede, però questo è il tema. Il tema è di dire, bene,
adesso i nostri vini li vendiamo dopo 2 anni. C'è già qualche produttore che fa così, che l'ha fatto, tra l'altro sono tra i leader che hanno avuto il coraggio di seguire questa strada. Credo che quello sia il target che si debba fare, in particolare per i prodotti di collina. Poi c'è il prodotto quotidiano, ovviamente, che comunque deve essere fatto bene, ma quello ha altri canali, che sono quelli della grande distribuzione, come dire, almeno lì i consumi ancora ci sono. Anzi, pare che siano aumentati, ma anche in Germania, anche negli Stati Uniti, attraverso le note così, la gente sta a casa, mangia e beve. Sì, beh. Speriamo, ha detto qualcuno, che facciano anche figli, che pare. Il filosofo ha detto che alla fine di dicembre, a dicembre già vedrete che nasceranno tanti bambini che torneremo a recuperare. Tanti corona nascono. Senti, tutto questo benissimo per produttori, vignaioli e ristoratori. Via dei Sapori adesso purtroppo immagino che perderà la manifestazione di grado. Tutte quest'anno sono perse. Quest'anno sono tutte perse, rimane però un anello di congiunzione, un imbuto all'interno del quale passano le idee, gli spunti, le creatività di tutti gli associati, quindi comunque ha un ruolo che mantiene fondamentale, no? Ce ne siamo, proprio ieri ne abbiamo discusso in teleconferenza, e abbiamo sia per chi ci ha parlato, quindi da parte di Confcommercio, sia da parte del consorzio, in questo momento si comprende il valore dello stare insieme, perché non avere questi supporti dove c'è lo specialista, dove c'è l'avvocato specialista del Confcommercio, dove c'è quello del lavoro, cui telefoni, cioè quando le cose vanno bene, tante volte, come quando stai bene, non hai bisogno del medico, ma quando c'è hai bisogno di trovarlo, no? Certo. In questo momento vengono valorizzati, diciamo, valorizzate queste scelte, questi sistemi. Certo, siamo produzione di idee in questo momento e di confronto. Credo che a breve apriremo un incontro anche su Zoom con tutti i nostri associati, perché speravamo che ci dessero la possibilità di andare in un grande cantina, un grande spazio, ma è considerato assembramento, per cui non si può e saremo costretti a confrontarci così perché abbiamo in mente di fare qualcosa insieme come ristoratori, coinvolgendo artigiani del gusto e coinvolgendo anche i vignaioli per mantenere questo filone. Non ne abbiamo bisogno solo noi, ne hanno bisogno anche loro. E quindi che in breve, quando riapriranno un po' i nostri, speriamo abbastanza presto, avremo le idee più chiare, lì ci confronteremo. Ma sicuramente questo filone non è che andiamo a tagliarlo, lo terremo vivo, anzi, e ci prepariamo poi ad attaccare quando sarà possibile. Quando sarà possibile. Senti, l'ultima domanda è di rito. Qual è la cosa che non ti ho chiesto e che invece vorresti dire a chi ci ascolta? Allora, quando abbiamo fatto la prima riunione, ho detto ai miei, stavamo progettando eravamo riuniti a Trieste, al caffè Tommaseo, perché abbiamo fatto il sopralluogo al Porto Vecchio, dove si adombrava la volontà di fare un evento in questa nuova realtà. Ho detto, ragazzi, facciamo una cosa, pensiamo futuro. Se noi ci fossilizziamo nella tristezza e nella paura, non ne veniamo fuori. Dobbiamo vivere questo momento contingente, però cerchiamo di buttare le idee oltre la siepe. È quello che stiamo facendo. Non è facile, perché l'attualità è pesantissima sotto il profilo economico, finanziario, perché tra l'altro lo Stato aveva promesso, ma sapete non è arrivato nulla, non è che lo diciamo noi, né cassa integrazione né un po' di liquidità come fanno negli altri paesi, quindi questo è drammatica la situazione. Però noi cerchiamo di immaginare quello che succederà nel 2021, nel 2022, insomma. Avevamo in mente anche una rivista per celebrare i nostri 20 anni, qualche numero per fare così, o un libro, non so, è tutto sospeso, è tutto messo lì, è tutto campato in aria. Non è campato in aria, è fermo lì il progetto qui, il progetto là, ne discutiamo, li aggiorniamo di mese in mese, sì. Però certamente non ci fermiamo, perché è l'unica maniera per combattere, altrimenti
saremmo sopraffatti e questo non abbiamo nessuna intenzione di accettarlo. Detto da te dà ancora più il senso della forza che uno tira fuori in questi momenti e della capacità di reazione. Quindi mi fa piacere averti ascoltato, mi fa piacere aver avuto anche così un messaggio di speranza che è importante, naturalmente all'interno di una situazione che mi hai raccontato e definito per com'è. Grazie Walter, grazie alla Via dei Sapori, vi auguriamo veramente una rinascita importante e che il territorio tutto possa... Anche al vostro giornale, a tutti dobbiamo rinascere ovviamente, dobbiamo tornare a leggere, a presentare i giornali, a stampare i libri. Per il momento però anche la comunicazione così, era tanto tempo che non ti vedevo e sono felice di aver potuto... Era meglio se mi invitiamo a bere un bicchiere, ma comunque... Certo, però va bene anche così. Ciao Nicolò, grazie a tutti. Grazie Walter, grazie di tutto.